Pioggia battente fino a giovedì in Veneto. In attesa delle precipitazioni più intense, quelle previste per domani e mercoledì, i sindaci del Piave hanno chiesto e ottenuto un incontro con Enel affinché, dicono, non si ripeta quello che è successo la scorsa settimana con l'improvviso innalzamento del livello del fiume dovuto all'apertura delle dighe nel Bellunese, che ha provocato l'allagamento delle aree golenali e l'evacuazione di decine di famiglie. Per ora i cittadini restano in allerta. Le famiglie sono state invitate a non riportare giù i mobili, sono state aiutate con la pulizia sia delle case che delle strade. Al momento ci stiamo preparando per le previsioni che hanno messo per domani e mercoledì con ulteriori criticità. Stamattina abbiamo predisposto, unitamente agli altri sindaci di Breda di Piave, San Biagio di Callalta, Zenzon di Piave e Salgareda, una lettera all'Enel e per conoscenza alla prefettura. L'avevamo già anticipato e abbiamo chiesto un incontro. Visto il fenomeno accaduto, vogliamo delle spiegazioni. L'incontro è stato accordato da Enel per domani mattina alle 11 in prefettura. I sindaci vogliono capire come verranno gestite le precipitazioni delle prossime ore e cos'è successo il 5 novembre quando le golene sono andate sott'acqua. Vogliamo sapere cosa è accaduto perché siamo partiti da un livello 0 di allerta a un livello 1000 immediatamente. Quindi vogliamo capire cosa è accaduto, chi ha dato l'ordine di aprire in quella maniera le chiaviche e perché è arrivata quella quantità di acqua. Siamo partiti da 300 metri quadri al secondo fino ad arrivare a 1120, quindi è abbastanza preoccupante. Se le risposte e i provvedimenti conseguenti non saranno soddisfacenti, i primi cittadini sono pronti a procedere su altre strade, non escludendo di rivalersi per i danni subiti.